Trasporti tra strade e ferrovie, sport, oltre ovviamente alla questione, alla crisi della idro. Sono questi i temi al centro della rassegna stampa di oggi, condotta come ogni mattina dai giornalisti dell'Amico del Popolo. Buongiorno da Irene Dalmas e buon giovedì. Oggi è il 4 di dicembre. Partiamo proprio dalla crisi della idro, perché ieri è stata una giornata, molto importante. Lo vediamo subito dai titoli della prima pagina, questa è quella del Gazzettino. Crisi idro, unica soluzione la vendita. Lungo incontro nella sede feltrina di Confindustria, la proprietà conferma la volontà di chiudere, ma lascia spiragli per una cessione. La Idro resta ferma sulla sua posizione: chiudere lo stabilimento di Feltre. Resta però aperta al confronto con le organizzazioni sindacali e le istituzioni per trovare eventuali soluzioni alternative. Quali sono queste soluzioni? Se scorriamo avanti di qualche riga la vediamo. La più concreta è quella di creare un percorso che porti alla vendita dello stabilimento con la garanzia che tutto il personale venga assorbito. È sicuramente questa la questione più importante, la questione di oggi che trovate nei quotidiani, tant'è che entrambi, quindi sia Gazzettino sia Corriere delle Alpi, le dedicano una doppia pagina anche all'interno, oltre ai titoli nelle prime. E allora ve le faccio vedere entrambe. Qui siamo, nel Gazzettino, crisi idro, sul tavolo c'è anche la vendita, è il titolo dell'articolo principale, mentre nell'articolo di destra trovate il racconto della giornata di ieri. Come vi ho detto, appunto una giornata particolare, corteo, tamburi e lacrime. Oggi però si torna al lavoro, stop a scioperi e presidi. Nelle fotografie vedete appunto i presidio dei lavoratori all'esterno della sede di Confindustria e il corteo qui sulla destra lungo le vie del centro prima del vertice. Vediamo invece la pagina del Corriere delle Alpi. Eccoci qui, lo schema è lo stesso, sulla sinistra l'articolo principale: idro in città, non ci vuole più stare, unica speranza la cessione dell'azienda, con anche qui svariate fotografie e sulla destra come sempre il racconto della giornata, prima il corteo, poi l'attesa, insulti alla delegazione. Dicevamo, tra i temi di oggi anche trasporti e sport e allora, partiamo dai primi perché ci sono un paio di, notizie particolarmente interessanti che riguardano appunto i, trasporti. La prima è in chiave olimpica ed è la notizia che troviamo nella prima pagina, della sezione di Belluno nel Corriere delle Alpi. La vediamo subito assieme. Stop ai camion durante le Olimpiadi, le strade bellunesi rischiano il caos. Questo come vedete è un virgolettato, l'ha pronunciato il consigliere provinciale Massimo Bortoluzzi, delegato ai trasporti. La provincia, d'accordo con le categorie economiche, attende la risposta di ANAS e prefettura. Bisogna decidere in fretta. La volontà è quella di, evitare, appunto eventuali blocchi, oltre al traffico, soprattutto durante le Olimpiadi, quindi non dovrebbe più, accadere quello che è successo proprio una settimana fa, era a Valle di Cadore, non so se avete visto comunque la foto dei 2, mezzi pesanti che totalmente bloccati in una curva che hanno paralizzato il traffico per un periodo, nonostante la presenza di un parcheggio vicino abbia dato la possibilità ad alcuni di superare l'ingorgo. Ecco qui, anche qui nella fotografia, sempre a Valle di Cadore, vedete un mezzo pesante lungo la statale di Alemagna. Ecco, la volontà è quella di evitare che questo accada almeno durante le Olimpiadi e Paralimpiadi, ovviamente, quindi si parla di 2 mesi. Stoppare tutti i carichi pesanti, quelli oltre le 5 tonnellate e mezzo, lungo l'intera rete stradale della provincia.
Quindi niente Alemagna, niente statale carnica, nemmeno la Gordina. È la proposta che l'amministrazione di Palazzo Piloni ha avanzato, come dicevamo, attraverso il consigliere delegato Massimo Bortoluzzi. Aspettiamo una risposta da ANAS e eventualmente da Veneto Strade, ma abbiamo già l'appoggio delle varie categorie economiche del trasporto, quindi arriveranno aggiornamenti anche su questo. Poi nel resto dell'articolo si parla sempre di Olimpiadi, ma per quanto riguarda sia i pendolari che devono raggiungere Longarone, quindi l'idea è che si apra una corsia privilegiata da Ponte verso Longarone e poi a Soverzene, e poi si parla dei cantieri, quindi restano fermi i mezzi pesanti, ci si chiede cosa fare con i cantieri di lavoro a Cortina e dintorni. Se non si decide che questi debbano rimanere chiusi nel periodo olimpico, magari con ristori in caso di necessità, è evidente che dovranno essere autorizzati centinaia di accessi al giorno ad auto e mezzi di trasporto. Queste le parole sempre di Bortoluzzi. Era la prima notizia delle 2 che dicevamo riguardavano i trasporti, e la seconda la troviamo subito qui sotto. Il primo treno elettrico arriva a Belluno, prova superata, il 14 di dicembre il debutto. Questo è il titolo, ma noi ci spostiamo sul Gazzettino per leggerla, solo perché appunto le dedica un po' più spazio. Test sulla nuova linea, ora si parte. Nel cuore della notte un minuetto ha percorso la tratta elettrificata fra Montebelluna e la stazione cittadina. Con laudo positivo dal 14 dicembre si potrà arrivare fino a Padova senza cambi. I pendolari per noi è quasi un sogno. Lo vedete qui nella fotografia, l'arrivo nel cuore della notte del minuetto nella rinnovata stazione di Belluno. Per vederlo effettivamente all'opera, come si legge nella didascalia di questa foto che è di Treni Belluno, bisognerà aspettare il 14 dicembre, quando entreranno in vigore anche i nuovi orari. Leggiamo allora un pezzo dell'articolo che è a cura di Giovanni Santini, in particolare questo paragrafo: lunga attesa, un cerchio si chiude dunque in questo modo, dopo l'elettrificazione della linea che da Conegliano sale fino a Ponte nelle Alpi e giunge a sua volta a Belluno. Ora dal capoluogo le corse elettrificate potranno proseguire per Feltre e quindi di nuovo giù verso la pianura fino a Monte Belluna. Il test andato a buon fine farà sì che da Belluno finalmente si possa salire su un treno elettrico e senza cambiare arrivare direttamente a Padova. Finora invece utenti pendolari o clienti occasionali erano costretti a viaggiare da Belluno a Montebelluna su un treno diesel e poi, giunti nella stazione trevigiana, a salire su un treno elettrificato. Ora invece non ci sarà più bisogno di effettuare cambi, quindi nessun cambio, convogli moderni, come vediamo qui nel paragrafo successivo. Direi che di notizie le notizie buone, le notizie positive sono tante. Resta però anche un dubbio che abbiamo sollevato anche noi dell'Amico del Popolo nel numero che esce proprio oggi, ed è quello dei tempi di percorrenza, che sono rimasti invariati anche senza il cambio, quindi ci si mette sempre più di 2 ore e un quarto in treno per andare da Belluno a Padova. Visto appunto che è giovedì, oltre al solito invito a comprare tutti i quotidiani che stiamo sfogliando assieme, vi ricordo che è uscito e lo troverete domani in edicola, mentre è già disponibile da ieri in edizione digitale anche appunto il nuovo numero dell'Amico del Popolo, con tanti approfondimenti, appunto quello riguardante il treno, ma anche appunto tanti altri. Si parla di intelligenza artificiale nelle case di riposo, si parla di animali, con l'avvistamento dello sciacallo dorato sul Visentin, dei mali di stagione e appunto tanto altro.
torniamo a noi e, concludiamo la, rassegna stampa parlando un po' di sport, perché ieri è stata una giornata di ripartenza per il Belluno Volley dopo, l'esonero di coach Marzola e una giornata memorabile invece per il calcio. Parliamo di pallavolo solo brevemente. Ecco qui la foto in prima pagina del Gazzettino, quello qui sulla sinistra, a destra riconoscerete il presidente Sandro Darold, sulla sinistra c'è il nuovo tecnico del Belluno Volley, il dopo Marzola affidato all'esperto Mastrangelo, lo specialista delle promozioni in A2. Mentre per quanto riguarda il calcio, eccoci qua, battuta l'Inter under 23 Dolomiti, impresa da ricordare. Un gol di Agosti al 15° gela il team nerazzurro. Il recupero porta 3 punti. Non è necessario stravincere per fare una grande vittoria. In Serie C una prestazione perfetta può essere come quella sfoderata ieri dalla Dolomiti Bellunesi, subito aggressiva, presto in gol. Dal primo al 97° minuto sempre concentrata nella fase difensiva e quindi appunto i ragazzi della, Dolomiti Bellunesi che hanno, disputato probabilmente la miglior partita finora del loro, campionato proprio contro, l'Inter under 23. E con questa esultanza di colui che ha deciso la gara io vi, saluto e vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a domani con nuove notizie.